Quindi qua abbiamo farina, quanto ne abbiamo messa? 1 chilo di farina 00. Perfetto. Qua invece di Questo è un prefermento l'olio. che abbiamo attivato prima. Bello. Allora, Con vado? questi 50 grammi di lievito madre essiccato con 100 ml di acqua, Perfetto. un cucchiaino di zucchero per attivare la lievitazione. Vai, Molto buttare. bello, vai, buttare. Guarda, vedi già c'ha le bollicine. Bello. Guarda, io ho preparato 600 ml di acqua Bene. più 100 qua. Ok, sono Va 700. bene? Andiamo, vai. Fate abbastanza. E certo che manca. Senza unghie, c'è No, le no, unghie? no, non ce l'ho. Bravo. Mai avuto le unghie. Mandiere, Mari. Bello, guarda come cresce, guarda come si forma. Bene, Brava. bellissima, bellissima. Olio a sentimento, A sentimento. senza pesare. Sentimento, vai. Tanto olio. L'impasto raggiunge questa consistenza, vedete? 20 grammi di sale. Incorporiamo. Lo faccia fuori. Vado. Facci tutto cosa fuori. Caccia fuori. Vai. E mo te lo lavori con le mani. Così Da fa. così. Ah, oi. Ma si va a tisa tuo figlio, buono. Guarda che cucchiare. Guardate qua, Antonella che impasto che ha fatto, mamma. Io penso che alla fine il presidente diventa tu. Sono la mamma. Ah, mamma. Ah, mamma era la figlia del presidente. Adesso faremo delle palline da 100 grammi per fare delle piccole montanarine. Vai. Vado. Ecco qua, vedete le pallucelle? Mm. Ma non solo da 100 grammi, ragazzi, li potete fare anche da 200 grammi, anche da mezzo chilo, perché con questo impasto non solo le Com'è? montanarine, È buona? ma anche la pizza classica al forno, se volete fare la pizza casalinga, la pizza d'Urugelli, Bello. Ah, la polia c'è da stufare. Brava. Non solo su questa. Vai. Senza paura! Bella, bellissima. Ci mettiamo un po' di prova un po'. Certo. Non mi filmare. Tu hai caproli col formato. Vai. Che meraviglia! Basilico come se piovesse. Decorazione, un po' di basilico. Ma che montanare! Che montanare! Ciao a tutti. Ciao.